Va bene, salutiamo Città Giusta, sfida l'estate, Caronte, non ce ne frega niente di nessuno, questo è un piatto ghiotto, ricco, un incontro inaspettato, siamo con Gabino Fois, ci conosciamo tutti a sorso ma non approfonditamente né quanto basta. Abbiamo scoperto che è un liutaio. Lo abbiamo scoperto tramite Facebook, leggo la frase che a me è piaciuta molto e che vi voglio condividere. Gabino Fois coltiva la sua passione per la musica fin da ragazzino e le creazioni qui mostrate sono il frutto di una melodia che prende forma. Ecco, le chitarre che vedete esposte sono l'esempio della sua passione, della sua capacità di lavoro, creatività, diciamo così. Creatività. E da quando inizia questa scoperta? 2 anni e mezzo circa, da 3 anni. Da 3 anni ti sei messo a fare Mi chitarra? sono dedicato un pochettino a iniziare a fare questo tipo di lavoro. Come mai? Così mi è nata questa idea, adesso ci provo e ho visto che qualche frutto lo sta dando. No, il discorso è veramente simpatico perché ritengo Sorso e noi Susinchi assolutamente creativi e capaci di eccellere nell'uso degli strumenti. Penso che nel 90% delle case di Sorso ci sia una chitarra e ci siano delle persone che abbiano provato a suonarla. Molti sono assolutamente bravi, la maggior parte alle seminate. Molti hanno lasciato perdere per motivi di tempo, motivi di qualcosa che non gli permetteva di continuare a fare questo tipo di lavoro, diciamo così. Come si dice? Di divertimento. Di divertimento. Quindi a Sorso in ogni casa c'è una chitarra, diciamo così. A Sorso in una casa di chitarre ce ne sono tante e come si dice, e c'è uno che le fa, no? Sì. Allora, scelta del legno, scelta del modello della chitarra. In base a ogni tipo di chitarra, naturalmente. Come nasce il progetto di una chitarra? Ad esempio questa chitarra qui, no? Questa è fatta in mogano e acero e abete. Mogano e abete. Poi stagionatura del legno, dove si compra il legno? 2 anni, 3 anni sarà fermo, sempre aspettando l'essiccazione naturale. Questo per esempio è un legno che è un dossier Africa. Legni duri, quindi. Legni durissimi. Le colle che vengono questo è un osso, non è un pezzo di legno naturale, questo è un osso per avere una vibrazione diversa, diciamo così, con la cassa. Quanto ci si mette a fare una chitarra? Queste sono fatte soprattutto solo a mano, anche 3 mesi. 3 mesi? 2 mesi e mezzo, dipende dopo dal tempo che ha uno a disposizione. Perché quanto dedichi tu di tempo tuo? Molto. Molto. In particolare, diciamo così, se devo assemblare questa fascia, aspetto che la presenti, la incollo, una volta che va bene, viene incollata, naturalmente dopo vuole rifinita, però bisogna sempre provare prima che lo strumento funzioni bene, prima di finirla completamente, perché finirla e dopo non funzionare bene non ha senso. Che cosa vuol dire questo qua? Che comporta? Comporta tempo, ci vuole un po' di professionalità, naturalmente, per finire il lavoro. Una volta finito, una volta che ti dà quello che ti serve, allora puoi chiudere, diciamo così. Ad esempio, quando è che una chitarra ti soddisfa al 100%? O quanto? Perché non è detto che a me questo timbro di suono non mi piace, perché me l'ho cercato io. C'è magari un'altra persona che la suona, è una persona brava a suonare, e magari questo timbro di suono non gli piace, è abituato a un altro tipo di suono. Questa come la definiamo come chitarra? Una chitarra folk? È una chitarra acustica, abbastanza, c'è un suono un po' particolare perché la buca, se noti, è fatta diversamente dalle altre. Sì, ovoidale, non è... Quindi il suono
viene leggermente più acuto appena appena. Beh, la domanda è questa qua, no? Una chitarra classica da studio, di quelle senza avere Sì, ho capito. Nessun particolare. nessun Una forma, particolare, un disegno no? normale. Le tue chitarre hanno tutte l'accordatura in metallo o Sì, pensi solo in di metallo li faccio. poter lavorare con accordature in nylon? Sì. Hai scelto Ho scelto questa via. questa via qua. La Non vibrazione è pensi- molto diversa. Posso non pensare di pensi- farla se, diciamo così, viene richiesta una chitarra, farla proprio in nylon, si fa in nylon, problemi non ce ne sono. E su un tipo. Qual è la differenza? Nessuna differenza. Nessuna differenza o Per me non c'è differenza nel farla, nel farlo. però c'è differenza di tecnica di suono, di tutte quante. La vibrazione naturalmente è molto diversa. Un legno si deve usare leggermente molto più fino anche, soprattutto nel top. C'ha tutti gli armonici in maniera pulita, perfetta, li prendi. Hai cercato il suono con passione. Questa è la figlia prediletta. La chitarra più amata qual è? No, tutte sono amate. Ne ho preso una di queste, ne ho altre acustiche molto forme diverse. Ne ho un bel. Questa è fatta con legni particolari, diciamo così. Di questa qua dicevi che c'è addirittura il brevetto depositato alla promocamera, Certo. con l'intenzione che sia un pezzo unico, ma ad esempio i clienti, no? Uno lo fa con Sì. passione, la speranza anche di riconoscimento, Dipende. e il mercato è quello che è. Io ho visto questa chitarra qua e ho pensato, ma se la vedessero gli Stentales? La guardo. Allora bisognerebbe, adesso noi facciamo questa cosa qua, cerchiamo di dire, signori Stentales, no? Guardate, c'è una chitarrina. Non venite soltanto a prendere la porchetta da Mario per le vostre feste, perché loro ordinano 6 porchette Dove? dalla macelleria di Mario. Ah, ho capito, ma c'era d'oro. Da Mario Dordo, e fanno questa festa in estate. Dove la fanno questa festa? Nell'ovile del leader, del cantante, chitarrista, Quello che c'ha sempre la coda da volpe. la coda di volpe, quello lì, il cantante che si chiama Gesvino. Ho visto che ne hanno una piccolina di chitarra, niente a che fare con questo modello, diciamo. No, questo qua è un suono che mi piace molto. Dico, costruita da Gravino Fois nel 2011. È finita la chitarra, non deve avere altre Adesso luci da io più la luce. lascio maturare, più si suona e meglio è. Beh, è sempre così come cosa, non Lascio- si cambia È dall'inverno. più vecchio, no, l'inverno non cambia. Non è la stagione per cambiare, è il suono, le vibrazioni interne la fanno maturare. Sì, ovviamente. Ovviamente ci sono dei chitarristi che non cambierebbero la loro chitarra, soprattutto quelli che suonano con la cassa, no? La chitarra acustica, e ci sono invece i chitarristi della chitarra elettrica che cambiano, Anche quella quando è vecchia è cambiano buona. spesso. Anche questa è a casa. Anche questa qua è a Sì. cassa. Questa invece Questo è è legno una... pieno però tutto un pezzo. Non Che si vede legno è? acero. Questo da lucidare, la sto lasciando maturare bene, molto che dopo si pulisce bene e si mista. Dov'è il piccato qua dove si mette? Eccolo qua. E dove? Vabbè. Fino qua. Ah, Sì. ah, eccolo qua, no, pensavo che fosse. Questo è a posto, pulire, fare, tirare il ponte naturalmente. Il ponte deve essere Sì, abbassato, sì, sì. regolato, non si può regolare. il No, ponte, quello lo poi. lascio fisso, lo lascio dopo.
Adesso è sempre in tira, pronta ad essere finita, diciamo così. E... Bel po' di lavoro a svuotare un legno, no? e non lo so, questo qua è un pezzo unico, poi tu ci hai lavorato con adesso era così, la seghetta, l'alternativa. No, a mano. A mano? Infatti si vedono le imperfezioni, diciamo così, non perfette. Si vede lavoro che ha fatto a mano. l'artigianalità. Se fosse stato fatto a macchina non sarebbe stato così. Questa, Quello è un particolare di legno che questa è nato così. è una crepatura che può essere stuccata o lasciata così, perché poi il pezzo unico non altera, non è una cassa, quindi non dà vibrazioni. E l'altro dov'è l'ukulele? La chitarrina. Ah, quella lì. Eccola qua. Questa è una chitarrina. L'ho fatta per Zaira Maria, l'ho fatta mia nipotina, che ci tenevo tanto. È bella, suona? Ha neanche 2 anni. Però ci viene a giocarsela e a toccare, aumentare il volume. No, io ricordo mio nipote che è un grande chitarrista, una volta scompare, sentiamo che al pianoforte c'era cerco un centro di gravità. Anche questa qua ha una grande sonorità, È molto piccola. però le cose sue le dice. Questo che legno è? Questo, diciamo così, è quasi un impellicciato. Questa è fatta 2010. Il ponte, la scelta del ponte. Sempre queste strutture sono a incasso solo. Questi. La cordatura in bronzo, uno guarda il manico, sono manici impegnativi questi qua, dicevo prima. Dovrebbero Certo essere... bisogna farle così e certo bisogna farle così per le impugnature. Questo è mogano, il manico. Ecco, la scelta del... Mogano sapere questo. E questi bischeri come vengono messi? Li compri, li metti... Dobbiamo fare fuori naturalmente, assemblare come si deve in modo tale che risultino perfettamente in linea con la stessa distanza. Sono allineati con i 4 muri. Che sono disegnati per i 4 muri. Allora i 4 muri sono scalpellati all'interno è fatto a impasto quello lì. Non è legno lì. A parte il sopra naturalmente è il colorante della bandiera e del fazzoletto, diciamo. Cioè tu hai scavato, Certo. hai messo lo stucco. C'è una polvere di trachite che è stata impastata e messa dentro. Sembrava invece che fosse un disegno. No, sembra. Perché questo qua, per chi guarderà poi la nostra chiacchierata, è la foto del profilo di Gavino. Ma è anche registrato e dichiarato anche quello lì. Anche nei questo documenti. qua è... Invece questo è un legno che, diciamo così, usavano i vichinghi. Nel senso? Che è un legno rarissimo, anche se fa parte della famiglia del teak, diciamo così. Famiglia del teak. Questo legno qua. E i vichinghi come ci battevano in sud-est asiatico dove c'è il teak? Come ci battevano? Lo usavano questo. Per le La barche. documentazione fatta, sì. Questa cosa qui che Questa cos'è? perché dentro c'è il capo. qui c'è un budino. Da qui. C'è il cinto naturalmente, qui c'è la batteria dentro. Questo legno naturalmente si Ma la cassa, questo qua è il legno intero, unico? è vuoto dentro. Vuoto. Questo legno si conosce benissimo, ma questo in particolare la venatura neve che abbiamo, guarda. Questi giri neri che abbiamo. Questi puntini qua? È quello che sembra che sia assorso. Sassari, Oristano, Le Cagliari, province. Nuoro e Urgano. Naturalmente il golfo di E Cabras. queste madreperla come Quelle vengono compro, messe?
si fanno i fori e si fanno i fori, ma sono perfetti i fori. Come si fa un foro per mettere nella quella? In base al diametro della lunetta si fa il foro, naturalmente. In base al diametro della lunetta si fa il foro. E così di casi per... E si incolla con quali colle? Io uso la Finabile, oppure quella per... E poi lucidi? Questo, i barret, questi qua? Questi vogliono, diciamo così, è un filo lungo, sarà 1,40 1,50 appunto. E che materiale è questo qua? Tipo alluminio. Ed è specifico per chitarra? Specifico per chitarra. Dopo naturalmente si disegna, prima si fa il diapason, cioè la misura da capotasta al primo, naturalmente si fa 17,63 circa, però per aggiustare un po' le cose si fa un 18esimo di distanza, naturalmente c'è 65 diviso per 18, mi dà sempre una misura, quella misura diviso per 18, che non è perfetta, sino ad arrivare a stringere al massimo. No, dico, però zucca. Beh. Bisognerebbe capire uno che suona la chitarra rock cosa ottiene, no? Ho trovato uno che vede strumenti musicali che suona abbastanza bene, troppo. Sia questa che questa. Questa è leggermente più grande la forma, la cassa della Fender originale, leggermente più grande, più larga e più lunga, ma fatta apposta per... Sì, no, è una imitazione della Stratocaster, Sì. Questa qua come tipo di concezione di chitarra. In genere le Stratocaster sono rosse. Questo è il legno naturale. Ecco, allora spiegavi qua di questa chitarra che pesa in una maniera incredibile, deve essere un vichingo per suonarla. No. Allora, Questo è legno. un massello. Questo è un massello di Questo è acero. acero. Questo Questo avete è detto Venghi. 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 Questo è acero naturalmente, questo Venghi è il marco Venghi. Tempo di lavorazione per questa qua? Molto. 6 mesi. 6 mesi no, perché il tempo non ce l'ho per dedicare al lavoro della chitarra, insomma. Faccio un altro lavoro. Che lavoro fai? Faccio il capocantiere in una ditta idrica. E quindi c'è quella la responsabilità, non è che torni a casa prima di iniziare con le chitarre, cioè altre esperienze di lavorazione di legno? No. Direttamente con le chitarre? No, così mi sono messo a provare, piano piano, per vedere cosa veniva fuori. Ho visto qualcosa, è nata, e qualcosina continuiamo a fare. Perché un'altra è in cantiere. Un'altra no? Sì. Posso fare una domanda venale, nel senso dice questa chitarra qua è in vendita? Tutte sono in vendita. Tutte sono in vendita e i prezzi sono fissi o Ce ne sono prezzi fissi. si tratta? Ognuna è per il suo valore, diciamo così. Cosa si paga della chitarra? Il suono, la riuscita, la garanzia che durerà, il lavoro garanzia... fatto, il legno che ci metti? Io gli do totale garanzia. Sì, ma dico il legno che ci metti, tu ci metti il legno che il legno costa, no? Perché Tutto costa. non compri un pezzo di legno, No. compri una partita di legno che... Se ne prendi uno da 3 metri, diciamo così, largo 50, lo devi pagare tutto. Chissà se quando lo userai l'altro pezzo, E questo per un è il altro punto, tipo no? di chitarra. E questo è il punto. E dopo comprare i pick-up che sono cose, pezzi speciali sempre. Sì, la sommatoria del costo è data da tutta una serie di viti che costano... E abbinare, diciamo così, il pick-up al tipo del legno che hai dato, sempre per un suono naturalmente migliore. Quanto costa questa chitarra qua a venderla? Orientativamente? Io la posso dare anche 6.000 euro. 6.000 euro? Sì, perché sono fatta a mano. E una Stratocaster quanto costa? Non so, intorno ai 1.200 euro. 1.200 euro. Però- Quindi deve essere l'amatore che vuole questa Certo, chitarra qua. però parliamoci chiaro, la Stratocaster non c'ha questo legno, fanno un legno molto diverso.
non ha penso che sia non ha industriale, non ha queste pick-up. penso che sia industriale la Stratocaster, anche se è il meglio della chitarra elettrica perché Sì. è stata suonata, eccetera, eccetera. La lavorazione c'è. La lavorazione è l'artigiano. Dopo uno che se ne innamora, diciamo così, di una chitarra, o quello che se ne innamora, se la prova, se gli piace, se la prende, però se deve innamorare di una cosa. Beh certo, sicuramente è un costo impegnativo, è una dichiarazione d'amore, non è che stai firmando un assegno così e solo di là che dice Questa non è una fascetta applicata così, questo pendio. È tutto intero dentro, incastra. è tutto intero. E quindi anche la curva Tutto. è stata fatta, ma anche lo scavo della curva è stato fatto. Tutto qua, questo è intero, non c'è la curva. Praticamente c'è questa fascia e questa fascia. Per tutta la lunghezza della chitarra. Cioè, è proprio, Però è tutto insieme. È un Ah, Tutto ho blocco. capito, non Tutto un blocco. anche il peso Tutto un blocco. della chitarra. Sarebbe facile per me evitare, fare la fascia e svuotarla, lasciarla vuota. Che non- Pensavo che fosse una striscia. No. E non ha senso. Ma invece è proprio come una È snuttellata. compatta. Il panino, la Esatto. Nutella. È compatta. No, è bella, è bella. E l'amplificatore? Ce l'ho Marshall. Marshall. Dico la verità. No, è bella, mi piace. 6.000 euro ecco. Va bene. Ma non devi pensare di innamorarlo, no? No, poi guarda anche il desiderio mio sarebbe comprare una chitarra napoletana che è una chitarra piccolina con accordatura in metallo, sicuramente accordata più in alto dell'A. Che modello? Bah, guarda, io vedevo a Napoli questi che suonavano chitarre piccole, più piccola della chitarra. Ma che modello però? Chitarra classica, normale. Modello piccolo. Piccola come cosa. E... Inferiore alla terzina? Sì. Molto. 10% in meno della terzina. Un 10% in meno di una Yamaha classica come cosa. E anche più sottile. Ed era una chitarra che aveva un'accordatura molto alta perché suonavano questi qua, c'era il mandolinista, quindi era un acuto unico, veramente bello. Quella è una chitarra che a me piacerebbe, Magari la metterò in cantiere. Mettila in proverò a cantiere sfornarla. lì, è proprio la chitarra. Poi mi piaceva quella di Giorgio Gaber che no? Con lo scavo qua, Sì. quella lì mi piaceva. No, però io ho 4 di chitarre a casa. Cioè... Quello che ho fatto a mio genero c'è la spalla mancante sotto e la spalla mancante su. Praticamente dove appoggi il braccio c'è lo scavo. Qua invece non, questo è denunciato. Sì. No, quello è ossido. Ossido, sì. Cioè ossido. Ossido di legno, sì. Questo non è pesantissimo. Ma ne hai già venduto chitarre? No. Ho avuto richieste, ma Richieste. aspettiamo un po'. Ho capito. Va bene, la chiacchierata ce la siamo fatta, adesso speriamo che serva a far conoscere questa realtà qua. Noi siamo molto contenti di aver capito che non ci manca nulla sul no? dove ci tocchi suoniamo. Va bene, salutiamo. Arrivederci. Arrivederci, grazie.